Nessuno ha detto niente, non hanno fatto nulla, hanno firmato un'autocertificazione e poi purtroppo 8 anni dopo sappiamo quello che è successo. Sì. Tu mi hai svelato che non avevi seguito nulla, non sapevi nulla. No, perché Perché hai cancellato? Cosa hai fatto? No, Hai non ho resettato? cancellato, nel senso che la vita va avanti e quindi ho altre cose più importanti da fare che seguire una cosa che secondo me comunque non finirà in niente, sinceramente. Quindi, Tu dici? sì, quindi come non mi sorprendo di quello che mi hai raccontato, che era una cosa risaputa già dal 2010 e quindi purtroppo in Italia, come tutte le cose, deve sempre scapparci il morto, in questo caso 43. È ancora molto provato a distanza di quasi 5 anni, tanto da non seguire più la vicenda sui media. Federico Cerne, il fisioterapista triestino superstite del crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, è quasi riluttante a commentare la dichiarazione di Gianni Mion, ex amministratore delegato di Edizione, la holding della famiglia Benetton, che davanti ai magistrati ha detto il ponte aveva un difetto originario di progettazione ed era a rischio crollo. Lo sapevamo tutti fin dal 2010. Sì, però un conto è sapere, no? Cioè, questo, Certo. cioè, quando, Però, se io ti purtroppo, dico sapevano e non hanno fatto niente, tu cosa lo so, dici? mi viene spontaneo dire che gli interessi economici vengono sempre messi davanti alla sicurezza in questo caso, ma anche alla salute delle persone. Io magari adesso ho la fortuna che te lo posso raccontare, posso esprimere il mio pensiero. Ci sono altre 43 persone che non possono fare la stessa identica cosa. Tra l'altro appunto lui avrebbe detto non ho parlato, non ho detto niente, forse per paura e non ci siamo resi conto o avevo paura di perdere il posto di lavoro. Questo ha detto Mion anche. Che pensi? Che io per fortuna ho un'altra etica e quindi e magari a questo punto sono io quello sbagliato, perché se tutti ragionano così, Mi auguro di no, ovviamente. lo spero anch'io, ma ne sono convinto. Lungo e complesso è stato il percorso riabilitativo del 39enne triestino che da allora ha subito ben 10 interventi per gli effetti della caduta, dalla quale si è salvato insieme all'allora fidanzata Rita Giancristofaro. E ancora oggi di quel terribile incidente Federico Cerne non ricorda nulla. Cioè che pensiero hai avuto? Che ho avuto fortuna, perché se ho saputo, anche lì l'ho saputo 5 giorni dopo, perché mi ricordo che ho chiesto a mio papà come va, mi ha detto bene, sta arrivando Mattarella, la prima domanda che io ho fatto, per me viene Mattarella? Cioè, mi fa no, per i funerali di Stato, perché ci sono stati 43 morti. E allora lì ho capito, è un incidente, allora è importante. Mamma mia.